Via Passeggiata Archeologica si tinge di giallo. La statale 118 Corleonese-Agrigentina, che costeggia i templi di Agrigento, resterà chiusa al transito fino a venerdì prossimo 23 febbraio per un nuovo total look che riguarderà 500 metri. I lavori vanno avanti da una settimana tra disagio e traffico in tilt, ma il risultato finale sarà un nuovo asfalto tufaceo. Il sindaco di Agrigento ha ringraziato l'amministratore delegato di ANAS, Vittorio Armani, per aver accolto la richiesta e mantenuto l'impegno, un segno di sensibilizzazione e attenzione al patrimonio culturale, ad un sito UNESCO dichiarato di eccezionale valore per l'umanità. Queste le parole del primo cittadino. Si tratta di un intervento sperimentale e finalizzato ad una migliore integrazione dell'infrastruttura nell'ambito del sito archeologico. E dopo l'edizione 2018 del Mandorlo in Fiore, anche la rotatoria Giunone si trasformerà. Nelle aiuole verranno sistemate piante autoctone, verrà installata un'illuminazione a LED e un gigantesco granchio visibile ai turisti dalla Collina dei Templi, logo dell'antica moneta di Acragas, oggi simbolo del Parco archeologico Valle dei Templi. E tra interventi in corso e quelli già programmati continua a non placarsi la polemica sulla foto che ritrae Ercole vicino ai palazzi della città, pubblicata sul noto quotidiano. Con questo video Mare Amico mostra come la foto non sia un fotomontaggio ma solo uno scatto realizzato con un grosso teleobiettivo in sfregio alla realtà. Il drone, non potendo zoomare, non può ingannare. Ecco come senza strumenti equivoci appare la Valle dei Templi. Ed il sindaco Firetto, dopo aver ironizzato sui social, è stato chiaro: darò un mandato all'ufficio legale. Inoltre contatterò il direttore del giornale per chiedergli un'immediata presa di distanza dalle scelte redazionali. Agrigento, continua Firetto, sta vivendo una pagina nuova di storia che la rende protagonista di bellezza e di accoglienza, commenta Firetto. Ed anche se non sarà capitale della cultura nel 2020, tra 2 anni, la città dei Templi festeggerà i suoi 1600 anni dalla sua fondazione ed in questa occasione Firetto vuole chiedere al Santo Padre Papa Francesco di tornare ad Agrigento per questa occasione. Sarebbe il completamento del suo primo viaggio apostolico fatto a Lampedusa, spiega Firetto, ma idealmente anche la prosecuzione del messaggio lanciato da Papa Giovanni Paolo II a Piano San Gregorio.